Liguri nel mondo, Mario Menini, ma le Liguri nella giornata appunto di questo concerto dedicato alle donne, le Liguri nel mondo. Liguri nel mondo, sì sì. Noi come intanto abbiamo diverse sedi estere, parlo di Patagonia, parlo di Brasile, parlo di Ecuador eccetera, dove le donne hanno preso in mano la situazione dopo che i vecchi di una volta che gestivano le varie sedi se ne sono andati e Dio li benedica lassù dove sono. E beh, ora ci sono tante donne in gambissima, con le quali grazie alla tecnologia ci parliamo, perché io lascio dei messaggi vocali, loro mi mandano quindi è come averle lì, no? Sono pronte e sollecite a rispondere. Ah, sono bravissime, stanno organizzandosi davanti. Stiamo formando nuove sedi all'estero e punto soprattutto sulle donne, perché poi quando si impegnano ci sono. E tante volte i maschietti lasciano un po' a desiderare. No, sono impegnato, faccio qui, faccio là. Quindi oggi è una bellissima giornata. Io voglio solo dire una cosa. Una nostra socia fondatrice che sta per scrivere proprio un libro ha riesumato un suo articolo su Gens Ligustica in Orbe, che è il nostro giornale che va in tutto il mondo, in cui parla della condizione della donna nell'Ottocento. Io questo pezzo, che è una pagina, lo riporterò nel nuovo numero di giugno, perché bisogna leggerlo, bisogna capire com'era. Ti si stringe il cuore a vedere come la donna viveva, era trattata e soprattutto com'era considerata. Consideravano di più la mucca o che ne so, il cane. Ecco. E quindi insomma per fortuna non sono più quei tempi. Stiamo arrivando ad un bel livello, diciamo che c'è ancora qualcosa da fare. Ecco. Grazie a Mario Menini, i Liguri e le Liguri nel mondo, qui per Truman TV Monte Carlo, nel concerto per la festa per la donna. Le rivoluzioni sono processi lunghi e complessi, ma sono sempre innescate da piccoli ma significativi cambiamenti.
Il mondo di oggi evolve, muta e si trasforma con una velocità mai vista in precedenza. Il cambiamento può essere rischio od opportunità, instabilità o ricerca di nuovi assetti. Evidence è cambiamento, evidence è rivoluzione, evidence è il primo passo per innovare il mondo della logistica e dell'advertising proponendo lo Smart Container ISO. Dall'intuizione di Angelo Martinengo e Giorgio Perrino, che da decenni proponevano di utilizzare i container come vettori pubblicitari, si è arrivati, grazie all'apporto di Lorenzo Zeppa, alla nuova proposta dello Smart Container ISO. L'intuizione è quella di trasformare la struttura del container marittimo tradizionale mantenendo gli standard ISO. Le grandi pareti laterali saranno riviste e implementate con sottilissimi schermi OLED, portati da un pannello trasparente antisfondamento trattato con del gel di silicio amorfo, per rendere la superficie fotovoltaica. Evidence Display è la piattaforma digitale online che vende e gestisce gli spazi pubblicitari, consentendo agli inserzionisti di costruire e controllare le proprie campagne pubblicitarie nel mondo. Il software controlla da remoto gli schermi e ne comanda le impressioni in base agli ordinativi pubblicitari. Evidence. Logistic and ADV run together.